A questo punto passiamo a una richiesta che è pervenuta ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale di inserire all'ordine del giorno una mozione cosiddetta di sentimenti presentata da consiglieri Pinto, Chiabai, Novelli e Batocletti, corretto, che tratta del settimanale Novi Mataiur. Ne do lettura lasciando poi la parola al consigliere Batocletti per l'illustrazione. Il Consiglio Comunale di Cividale, riunitosi nella seduta straordinaria del 3 marzo 2013, premesso che è stata data notizia in questi giorni della grave situazione finanziaria in cui versa il settimanale Novi Mataiur, che ha la propria sede nella nostra città e che dà voce alla comunità slovena della provincia di Udine dal 1950, che la mancata erogazione dei fondi statali per l'editoria mette a rischio il posto di lavoro dei giornalisti e priverebbe la nostra comunità di uno strumento preziosissimo per la tutela della minoranza garantita fra l'altro dall'articolo 6 della Costituzione, dall'articolo 3 dello Statuto regionale, della legge 23 febbraio del 2001 numero 38 e della legge regionale 16-11 del 2007 numero 26, esprime la propria solidarietà al settimanale Novi Mataiur e dai suoi dipendenti ed auspica lo sblocco immediato dei fondi pubblici in modo tale da permetterne la sopravvivenza della testata. Passo la parola al consigliere Batocletti. No, non sono ancora assessore. Cambieranno le maggioranze politiche. Però. Dunque, si tratta di... Come? Chiedi Anzolini tu. No, io credo che questa manifestazione, che mi auguro che tutto il Consiglio Comunale, a cui tutto il Consiglio Comunale voglia aderire, senza eccezione alcuna, esprime una preoccupazione. In momenti di crisi economica, come sempre, i soggetti che subiscono per primi le difficoltà sono i soggetti deboli. Tra questi anche le minoranze. Qui nelle Valli del Natisione oggi c'è una coincidenza particolarmente significativa di difficoltà a cui va incontro la minoranza. Do notizia del fatto che il 5 i genitori della scuola bilingue faranno una manifestazione proprio per esprimere le difficoltà in cui versa la struttura scolastica. Insieme appunto c'è questa difficoltà del Novi Mataiur, che è un giornale che ha sede a Cividale, ha proprio qui il suo luogo di lavoro. Quindi io credo che il Consiglio Comunale di questa città non possa esonerarsi da una manifestazione di solidarietà. Guardate, il tutto dipende appunto da questa distribuzione dei fondi dell'editoria, distribuzione che viene fatta a differenza di come spendono i consiglieri regionali i soldi dei gruppi a resoconto. In questo caso non sono stati pagati neanche i resoconti degli anni precedenti. Qui ci sono dei giornalisti che rischiano il posto di lavoro, ma soprattutto c'è una comunità che rischia di non avere più la propria voce. Ricordo che il settimanale Novi Mataiur è un settimanale in lingua italiana e slovena, è cioè una forma di comunicazione che è perfettamente aderente a quello che la comunità slovena ha rappresentato in queste zone, non un principio di separatezza ma un principio di unità. Io credo che questo debba essere un valore che noi facciamo nostro, lo faccio io come italiano, lo deve fare la comunità friulana. Credo che appunto la diversità e l'integrazione che esprime questa testata in maniera ormai storica debba trovare da parte di questo Consiglio Comunale piena e assoluta solidarietà. Mi auguro che non ci sia neanche un astenuto, sarebbe un fatto molto grave.
Ecco, aperto il dibattito. Come primo intervento, consigliere Pinto, prego. Sì, come è già accaduto altre volte, buongiorno, io unisco la mia voce nella affermazione di questioni anche di principio, come mi sembra che sia questo il caso. Qui, oltre al principio generale, per cui ci sarebbe anche da riflettere sul perché in tempi di spending review si vada inizialmente e forse anche in modo compiaciuto a colpire l'editoria. Tra l'altro anch'io sono una delle vittime di questo taglio di fondi, perché anche il giornale su cui scrivo io ormai da un paio d'anni non riceve più alcuna forma di contributo pubblico. Ecco, il principio sbagliato è di pensare che i soldi pubblici debbano necessariamente essere impiegati in un modo che magari favorisca, cioè si pensa così apoditticamente che debba favorire esclusivamente, diciamo, elementi riconducibili agli enti, eccetera. Le cose noi sappiamo bene che non stanno così, perché ogni volta che viene finanziata un'opera pubblica a beneficiarne sono soggetti largamente privati. La cosa che invece colpisce per quel che riguarda l'editoria è che l'editoria, soprattutto per questi piccoli giornali, per queste piccole realtà, l'editoria è tanto più libera quanto più i giornalisti che lavorano in questi giornali non sono dipendenti da relazioni con questo o con quello. Quindi l'idea di un finanziamento pubblico per una determinata forma di editoria, qui stiamo parlando di soggetti che hanno giri d'affari veramente ridicoli e non hanno neanche giri d'affari perché sono costantemente in perdita, questo proprio, dicevo, questa forma di finanziamento garantisce la libertà. In più, in questo caso, io mi permetto di integrare quello che diceva il collega Battocletti, in questo caso si tratta di un giornale molto vicino alla realtà locale, alle realtà locali delle valli del Natisone, che come sapete sono molto diverse fra loro in quanto valli afferenti al Natisone e in quanto anche a volte ha idioma che lì viene parlato. E una delle caratteristiche di questo giornale è che non è soltanto un giornale bilingue, è un giornale plurilingue, perché spesso accoglie interventi scritti nelle parlate locali, oltre che nella lingua slovena o nella lingua italiana. Ecco, si tratta di un giornale, lo dico come un valore, non come un detrimento, di un giornale che non ha la pretesa di fare opinione, ma invece è un giornale che ha la pretesa di dare voce alle realtà. Questo è un po' il pregio. Ecco, io quindi chiedo scusa se ho preso tempo, ma volevo così sottolineare questi due aspetti, cioè il fatto che un finanziamento che venga negato ad un giornale del genere è una limitazione di libertà e di espressione, questo è ovvio, come più in generale però è una limitazione per tutti gli altri giornalisti, e dall'altro lato il fatto che questo è un giornale che, ripeto, più che volere fare opinione, raccoglie opinioni e mi sembra un pregio non da poco. Per cui mi unisco alla richiesta e all'auspicio del consigliere Battocletti e spero che vogliate accogliere questo che risulterà un gesto nobile da parte di un consiglio comunale che compatto dica noi siamo con voi. Grazie. Grazie a lei consigliere. Altri? Consigliere Martinis, prego. Sì, volevo anch'io dire due parole a favore di questa mozione, perché effettivamente la nostra regione, la ricchezza della nostra regione è proprio data dalla presenza delle minoranze linguistiche e della vicinanza di praticamente i tre popoli che hanno fatto l'Europa, gli slavi, i tedeschi e i latini. Quindi l'Europa è nata non per omogeneizzare, ma per valorizzare anche le più piccole minoranze, come anche quella friulana, per cui
Leggiamo sui giornali che questi tagli non colpiscono solo Novi Mataiur, ma colpiscono anche Onde Furlane, per esempio, anche i giornali della nostra minoranza friulana, e quindi non dobbiamo veramente lasciare che questi tagli passino così, senza esprimere il nostro diniego e la nostra solidarietà con queste persone che invece vanno proprio nella direzione in cui sta andando l'Europa, un'Europa dei popoli, anche dei più piccoli. Grazie. Grazie. Altri? Nessuno come primo intervento, come replica? No, allora dichiarazione di voto o come primo intervento? Primo intervento, prego. Ma sono stato indeciso se intervenire o meno su questa mozione, ma due considerazioni vorrei farle, anche perché credo che nel corso del tempo la mia posizione sia stata molto spesso tirata in ballo riguardo questa tematica, che è una tematica seria, importante, una tematica che indubbiamente è anche ciò che deriva da un periodo storico post-bellico che poi è proseguito e non è riuscito ad essere in nessun modo, come dire, in qualche modo riassestato e non ha trovato molti punti di contatto tra le diverse popolazioni o tra i diversi modi di pensare, di essere, di esistere, di vivere delle genti delle valli natisone. Certamente, lo dico ancora una volta con forza, la tutela delle lingue minoritarie è una tutela importante, è una tutela che non deve essere messa in discussione, ma allo stesso tempo però è una tutela che dovrebbe anche essere benevola rispetto a delle posizioni diverse che non si riconoscono nel caso specifico nella minoranza slovena e che abitano, popolano, vivono i territori delle valli del Natisone e non soltanto. Per quanto riguarda l'editoria, per quanto riguarda i sistemi di informazione di cui è a disposizione la minoranza slovena, quindi al Novi Mataiur, allo Slovit, al Dom, al Primorski, sappiamo tutti che questi giornali sono finanziati con una legge nazionale. E questi giornali, dal mio punto di vista, parlo in termini molto personali, non garantiscono la pluralità dell'informazione, ma applicano una visione del mondo che è, lo ripeto ancora una volta, dal mio punto di vista, non sufficientemente obiettiva, non sufficientemente equa. Secondo quanto ho potuto notare nel corso degli anni, non c'è mai stata una volta in cui questi giornali abbiano cercato di trovare un punto di incontro anche con le persone che, come me nello specifico, la vedevano in modo diverso, senza mai negare attenzione la loro tutela. Ad esempio, risulta assolutamente inconcepibile, dal mio punto di vista, che una parte della comunità delle valli del Natisone, mi concentro nello specifico, che in qualche modo si sente diversa, ma non esclude, non vuole annullare la comunità che si sente parte della minoranza nazionale slovena, non abbia nemmeno un euro per poter esplicare quell'attività di stampa che servirebbe a divulgare quelle che sono le loro attività culturali, la loro storia e anche quello che loro sentono intimamente come una parlata slava e non una parlata che è slovena in termini nazionali. Per cui anche questo, se permettete, lo dico in modo molto pacato, è qualcosa che dovrebbe essere riequilibrato.
Ovviamente sono consapevole delle difficoltà in cui versano, ovviamente sono anche amareggiato perché le responsabilità io per abitudine le ho sempre prese in prima persona e certamente se ho portato avanti delle idee e dei concetti diversi da quelli che la minoranza nazionale slovena vuole in qualche modo imporre in questo territorio, l'ho sempre fatto dando atto che la minoranza è importante e va tutelata, ma mi sono sempre chiesto perché non c'è una pari tutela della maggior parte delle persone che si sente cosa diversa e che ha storia, cultura, tradizioni e lingua da difendere e da tutelare. Ci sono dei giornali che io potrei tranquillamente portare qui che mi hanno reiteratamente attaccato. C'è stato il caso, devo dire, sufficientemente spiacevole, ma non ci sono alternative però a quello che è successo, che mi hanno accusato di aver fatto perdere 150.000 euro alle valli di Natisone. Allora io dico, se questa è un'informazione plurale e vera, a questo punto la risposta la lascio a ognuno di noi, a ognuno di voi. Sabato sera è stato presentato in sala consigliare a San Pietro a Natisone un libro molto interessante, un libro sulla Slavia friulana, che attraverso la ricerca e lo studio da parte di giovani delle valli di Natisone e non solo, dà una rilettura dal mio punto di vista equilibrata di quello che è la storia e la provenienza di queste popolazioni. E allora la mia domanda conclusiva, con la quale preannuncio un mio voto di astensione, è questa. Perché dobbiamo trovarci nella condizione di dover essere messi sempre dal lato dei responsabili per quello che accade in queste situazioni specifiche, quando i fondi sono fondi, c'è scritto anche nella mozione, mi pare di aver letto, sono fondi dello Stato sui quali non abbiamo ingerenza e certamente sono fondi importanti indipendentemente da come io lo penso sull'informazione che viene data, perché ci sono persone che lavorano. Però devo anche dire che il mio voto di astensione è legato a un percorso in cui io sono stato molte volte, anzi quasi sempre, potrei aver ceduto in qualche situazione, a difesa sempre di qualcuno, molte volte messo nella condizione di non avere una replica. E nel momento in cui ho cercato la replica comunque mi è stata negata e comunque sono stato messo nelle condizioni di dover sembrare quello che voleva annullare una certa parte, cosa che non è mai successa. Certamente quello che posso dire, io sono orgoglioso di aver preso una posizione che ha cercato, seppur inutilmente, di tutelare in modo chiaro, netto, inequivoco la maggior parte, dal mio punto di vista, delle popolazioni slave, delle valli di Natisone e non solo, che non hanno voce, al contrario invece della parte avversa. Grazie, altri sempre come primo intervento? Non ci sono, replica. Consigliere Battocletti, prego. Gli argomenti che sono stati spesi dal consigliere Neri sono a mio parere gravissimi dal punto di vista culturale e dal punto di vista politico. Qualcuno dovrebbe avvertire il consigliere Novelli che la guerra è finita, che non c'è più il comunismo, che il governo sloveno è un governo moderato, che le ragioni delle contrapposizioni sono ragioni a cui noi dobbiamo guardare per capire la storia, ma non dobbiamo guardare per alimentare conflitti nel futuro.
Lo dico davvero con pacatezza perché sono convinto che non si possa non pensare che ci sono delle fonti regolatrici del diritto che disciplinano la tutela delle minoranze e in particolare normano la minoranza etnica slovena in Friuli Venezia Giulia. Queste sono norme che derivano da principi costituzionali, da principi di diritto internazionale, che non è qualche piccolo giapponese che crede ancora che la guerra con l'America sia in corso a poter stravolgere. Qui si tratta di elementi fondanti del patto sociale su cui noi viviamo e su cui devono vivere queste collettività. Mi dispiace, questi argomenti sono argomenti tutti strumentali rispetto a la necessità di mantenere delle divisioni che oggi non hanno più senso e sono dannosissime per il futuro dei nostri ragazzi. Guardate, io so che quelli sono stati territori in cui si è sviluppato un conflitto etnico, un conflitto culturale, un conflitto politico ferocissimo. Ma noi non dobbiamo guardare il futuro dei territori con quell'ottica, lo dobbiamo guardare nell'ottica dell'Europa. Noi dobbiamo viverci insieme. E le parlate minoritarie, lo diceva bene Domenico Pinto, il Novi Mataiur ospita ogni giorno degli interventi in dialetto veneciano. Quindi i dialetti sloveni che vengono parlati nelle valli del Natisone sono ampiamente tutelati dalla minoranza. Altra cosa è usare strumentalmente la differenza dialettale nelle parlate che ci sono dappertutto in Italia rispetto alla necessità di differenziarci rispetto all'essere minoranze, perché questo indebolisce la minoranza e questo ci riporta al passato. Ecco, io trovo che davvero questi discorsi io non li vorrei più sentire, non li vorrei più sentire per i miei figli, non per me. Io per fortuna sono stato abituato, quando a scuola ci dicevano guarda quello lì è uno slavo, quello lì è... sono stato sgridato da bambino, perché c'era poco rispetto a quelle minoranze. Come sono stato sgridato quando da bambino prendevo in giro gli omosessuali. Ecco, questo è un grande insegnamento che mi ha dato mio padre. Io credo che mio padre era un uomo forse più avanzato rispetto all'epoca, ma io credo che questo dovrebbe essere un insegnamento che noi tutti diamo ai figli. E se cominciamo a sfrucugliare su queste differenze e su queste differenze di valutazione per biechi calcoli politici, facciamo un danno non a noi stessi, facciamo un danno ai nostri figli. È ora di smetterla, è ora davvero di smetterla. Gli slavi delle valli del Natisone sono sloveni, hanno diritto di essere sloveni in Italia e il loro diritto è un diritto che io difenderò e difenderemo e dovrà essere difeso fino alla morte. L'astensione su una mozione di questo tipo è un fatto culturalmente becero e politicamente gravissimo. Grazie. Altri? Sempre come replica. Consigliere Novelli, prego. Ma forse non sono riuscito a farmi capire. Io credevo di aver fatto un intervento chiaro, dicendo che sulla tutela della minoranza nazionale slovena non si discute, è un principio costituzionale, ci sono tutta una serie di norme chiare, precise, che vanno in quella direzione. Per quanto riguarda, come al solito, gli attacchi del consigliere Battocletti, preciso ancora una volta,
che se il diritto ad essere rispettata della minoranza slovena, delle valli del Natisone, è sacrosanto, lo ripeto ancora una volta, è sacrosanto, lo ripeto ancora una volta, è sacrosanto, altrettanto sacrosanto dovrebbe essere il diritto di essere rispettata a quella fascia di popolazione ampia, di matrice slava, che un giorno, anche rivisitando un po' la storia, forse si riuscirà a stabilire che non è una minoranza nazionale slovena e che cerca un po' di rispetto e che cerca in tutti i modi, senza avere strumenti e mezzi, di poter esprimere la propria cultura, la propria storia, la propria tradizione. Questo è il dato di fondo, non altro come quello che continua a venire espresso sui giornali della minoranza slovena nei miei confronti, che accetto, per l'amor del cielo, è un punto di vista senza possibilità di replica. E i meri calcoli elettorali, in questo caso, non sono meri calcoli elettorali, perché personalmente credo che possano avermi più danneggiato che beneficiato. È una cosa che io reputo giusta e quindi la porto avanti, ma non nel parlare contro la minoranza, ma nel cercare sempre di fare in modo che quella fascia grigia, quasi inesistente, slava, che non vuole sentirsi slovena, deve avere come una tutela che fino adesso non possiede e che la costringe a essere compressa e quasi priva di voce. Questo ho voluto dire, lo ripeto ancora una volta, dopodiché se vogliamo scrivere che io sono contro la minoranza slovena, che io sono per l'annullamento della minoranza slovena, scriviamolo pure, tanto poca importanza ha, è stato scritto, riscritto e io ho continuato a ripetere sempre le stesse cose. Naturalmente, vi ripeto, i passaggi che vengono fatti attraverso quelle opere, come la storia della Slavia o il dizionario della parlata locale, sono dei passaggi importanti perché comunque forse ci sarà la possibilità di capire che anche quell'identità incomincia ad aver bisogno di una tutela maggiore. Diamogli un pochino più di tutela anche a loro. Dopodiché, se vogliamo dire, come ha detto il consigliere Battocletti, che gli slavi delle valli del Natisone sono sloveni, l'abbiamo detto, e a questo punto chi abita le valli del Natisone autonomamente dirà sì, io mi sento sloveno, e l'altro dirà no, io non mi sento sloveno ma mi sento slavo e ho un percorso, una storia che non si riconduce alla Repubblica della Slovenia. Poi naturalmente ognuno farà le sue considerazioni, ma queste sono le mie. Io ho parlato in termini personali, io mi astengo in termini personali, dopodiché siccome c'è sempre la persona più intelligente, più preparata, più sveglia dell'altro, io mi pongo già nella fascia bassa, sono poco intelligente, poco preparato e ho una visione retriva del mondo, d'accordo? E con questa mia dichiarazione di insufficienza mi sono espresso e ho cercato di dire malamente, esprimere dei concetti che sicuramente sarebbero cassati anche da un bambino di terza elementare, perché capiamo tutti che quello che ho detto, permettetemi, lo dico in un consiglio comunale, è una cazzata. E allora me ne rendo conto, però mi sentivo di dirlo. Consigliere Pinto, prego. No, mi era stato segnalato, sì. Adesso sono un po' imbarazzato perché dopo queste dichiarazioni mi risulta difficile poi provare a parlare anche in modo, come posso dire, serio, al di là dell'understatement che il consigliere pone davanti, in modo che poi qualsiasi argomentazione risulti fuori centro, no? Per cui proverò anche a non rispondere e casomai ad argomentare in forma dubitativa, se si può, nel senso che magari provo a porre qualche domanda a me stesso prima di tutto, perché anch'io appartengo alla categoria a cui appartiene il consigliere Novelli, cioè dico loro che non sanno e io lo dico con profonda convinzione.
Io ricordo molti anni fa, quando in quest'Aula si sono svolti dibattiti a ripetizione su questa faccenda, non stimolati dalla minoranza quella volta, ma stimolati invece dalla maggioranza, che ha voluto presentare mozioni di sostegno ad un'azione del sindaco, che sarebbe stata affidata al sindaco, e addirittura a dei rappresentanti da mandare a Roma, contro l'approvazione della legge di tutela della minoranza linguistica e della minoranza, come si potrebbe, a me scoccia parlare di etnia, ve l'ho già detto altre volte, io trovo che sia brutto incasellarci. Diciamo comunque di quella forma di diversità che a me piacerebbe chiamare componente, che si continua invece a chiamare minoranza. Io rispetto a quelle discussioni, a cui il consigliere Novelli non ha partecipato perché non faceva parte di questo Consiglio, rilevo un avanzamento, perché il consigliere Novelli, a differenza di altri che in questo Consiglio siedono ancora e che allora dicevano noi non vogliamo quella legge perché non esiste una minoranza linguistica slovena nelle varianti zone, lui invece, con mia grande impressione, dice non solo che esiste questa minoranza, ma che la sua tutela è sacrosanta, e questo mi fa molto piacere. Io però non capisco una cosa, questa distinzione per me è difficile da cogliere fra sloveno e slavo, nel senso che, se non sbaglio, sloveno e slavo si rapportano fra di loro come il genere alla specie. L'uomo è un animale ed è un animale pensante, bipede, in plume, no? Possiamo fare la famosa operazione diaeretica di Platone per individuare l'idea di uomo a partire dall'idea di animale. Io credo che l'idea di sloveno si possa cogliere a partire dall'idea di slavo. Fatto sta però che in quegli anni io ricordo di essermi piuttosto documentato sull'argomento e ricordo di avere portato in quest'Aula alcuni elementi di carattere filologico e anche di altra natura che attestavano, secondo studiosi di chiara fama di questo paese, ricordo un professore dell'Università di Firenze, attestavano in modo inequivocabile che la complessità, l'universo delle parlate locali della Slavia friulana era riconducibile al ceppo della lingua slovena, come la lingua slovena è riconducibile ad un ceppo anteriore, come tutte le nostre lingue, sia quella slovena che quella italiana, sono riconducibili per esempio a quella grande madre di tutte le lingue europee, di quasi tutte, tranne 2 o 3, che è l'indoeuropeo. Ora, io ricordo allora di aver argomentato anche in modo un po' provocatorio, dicendo che la ricerca della purezza identitaria è una ricerca che ci espone a gravi sorprese, perché poi alla fine, quando andiamo a vedere chi c'è nel nostro armadio genetico, troviamo comunque lo scheletro di una scimmia. E forse questo non ci lascia soddisfatti, io credo, no? Ecco, io non riesco a capire questa grande enfasi che viene posta non dal consigliere Novelli, ma anche da altre persone con le quali io ho provato anche a interloquire, perché ho sostenuto anche la parte del presentatore, mi ricordo in un bellissimo dibattito su questi aspetti linguistici, per la presentazione di un libro del professor Bonamore, se non ricordo male, che è un libro molto articolato, molto documentato, nel quale mi sembrava che queste cose fossero chiarite in modo non discutibile. Io inviterei invece a rivedere un po' la posizione che ha assunto il consigliere Novelli, ma questa naturalmente non voglio invadere il suo campo interiore, diciamo, il suo spazio interiore, le sue convinzioni. Perché il fatto di dire io mi sento trattato male da un giornale e perciò non voglio dare solidarietà a chi chiede che quel giornale venga tutelato, mi fa pensare a quel famoso detto che viene attribuito erroneamente a Voltaire, no? Io non condivido la tua posizione ma sono disposto a dare la vita perché tu possa affermarla. Ecco,
Sarebbe un gesto nobile questo. Ritengo, come ho detto prima, che questo giornale, nello specifico, sia un giornale che invece dia molto spazio alle opinioni dei lettori anche, per cui non capisco questa acrimonia. Citato Slovit è un altro giornale il cui pregio, per quello che ho potuto vedere, sta nell'essere una sorta di repertorio di articoli che compaiono su altre fonti, un po' come la rivista Internazionale, no? Che è edita da Mondadori, quindi da Berlusconi, è una rivista che dà spazio ad articoli scritti sui giornali di tutto il mondo e quindi ti consente di farti un'idea certamente non completa, certamente parziale, perché chi ha fatto la scelta è qualcuno che ha voluto dare anche un senso al giornale. E qui mi viene in mente l'ultima cosa che mi permetto di dire, se mi lasciate solo un minuto, l'idea che si debba puntare all'obiettività. Questa è veramente una chimera nella quale si cade spesso. Ci si può lamentare, come accade, no? Di mancanza di obiettività, intendendo con questo il fatto che un giornalista non abbia considerato bene tutte le fonti. La stessa cosa che accade agli storici. Nei dibattiti asperrimi che si fanno in questa regione su alcune faccende storiche, non so, i fatti di Porzus, le foibe, che sono ferite aperte nel tessuto culturale, storico di queste nostre genti, in questi dibattiti poco spazio è lasciato in realtà per la ricerca storiografica, per la riflessione storiografica. Ma chiedere ai giornali di essere obiettivi è una contraddizione in termini. Forse bisognerebbe vedere, per capire qual è il grado di obiettività a cui può arrivare un giornale, bisognerebbe capire chi è il suo editore, il suo proprietario. Questo è un dibattito, anzi non è un dibattito, è l'oggetto di una conferenza interessante che è stata tenuta qui sabato scorso. Ciascuno di noi ha la sua visione della realtà, accidenti. Ci mancherebbe che un giornalista dovesse rinunciare alla sua visione della realtà per diventare l'occhio di una telecamera che passivamente registra quello che comunque il suo campo di inquadratura gli consente di registrare, perché anche la telecamera non è obiettiva. Non so se voi ricordate, forse oggi non è il momento di ricordare questa cosa perché ho letto le carte mortali e non è il momento. Ne parlerò un'altra volta, però qui abbiamo avuto un assessore in carica allora che ha detto cose agghiaccianti in termini ideologici, proprio in termini di mistificazione della realtà riguardo alla funzione delle telecamere sugli edifici pubblici pagate con i soldi pubblici, no? Che dovevano avere funzione di limitare la delinquenza in questa città che di questo problema soffre gravemente. Ecco, io mi sono un po' allargato, vi chiedo scusa, però sinceramente penso che forse dovremmo un po' riflettere sulla natura stessa dell'identità, l'ho detto altre volte, e lo ripeto anche adesso, io personalmente ho fatto molta strada su questo terreno. Penso che l'identità sia plurale, sia plurima, sia qualcosa che si costruisce giorno per giorno e credo che accettare come elementi identitari del nostro vivere in un posto come questo, accettare che ci sia una pluralità di visioni del mondo che condizionano anche la mia, perché ne devo tenere conto, penso che non sia un depauperamento, ma sia un arricchimento, tutto qui. Garantire ad un giornale come il Novi Mataiur non i soldi, perché non stiamo dando i soldi, ci sono le leggi per questo, stiamo dando un attestato di solidarietà a questo giornale. Non è che io mi sia sempre trovato d'accordo con quello che scrive il Novi Mataiur, non mi trovo d'accordo quasi mai con la maggior parte dei giornali su cui mi capita di posare lo sguardo, ma non per questo mi sognerei di dire, siccome mi hai trattato male, la solidarietà non te la do. Io sono trattato male quotidianamente da un sacco di persone con le quali devo continuare a interagire e con le quali poi, in modo che deriva dalla mia capacità di giudizio, che naturalmente è limitata, con le quali riesco anche a distinguere quando si debba dare un aiuto e la solidarietà e quando invece le cose finiscano sul piano meramente personale,
per cui per esempio mi prendo la libertà di non invitare a cena queste persone, ecco, per esempio. Tutto qua. Io spero che ci si possa ripensare, spero che questo Consiglio Comunale sia capace di dare un segnale di civiltà e di crescita culturale. Grazie. Grazie a lei consigliere. Altri per replica? Come dichiarazione di voto quindi? Sì, perché non può replicare, Ok. non c'è. Sì, diciamo che ha fatto bene il collega Pinto a proporre questa iniziativa. Per la verità ci avevamo pensato anche noi, ma l'abbiamo fatta in sede parlamentare, nel senso che abbiamo depositato una interrogazione al Ministro per lo Sviluppo Economico ricordandogli che proprio in occasione dell'approvazione di questa legge di riforma delle società di mutuo soccorso avessimo accolto in Parlamento un ordine del giorno che proprio mirava a consentire la sopravvivenza di quelle realtà come la SOMSI di Cividale, che con questa riforma rischiano di dover fondere la loro entità in organismi più grandi, deputati prioritariamente all'erogazione di prestazioni sociosanitarie piuttosto che sul target culturale, che è quello che ha caratterizzato e caratterizza da tempo l'azione della SOMSI di Cividale. Quindi conveniamo sull'opportunità che anche il Consiglio Comunale manifesti una volontà di garantire la permanenza di queste realtà così vive nel tessuto cittadino, ma non solo nella nostra Cividale, ve ne sono diverse altre in Regione, e quindi annunciamo il voto favorevole, non senza segnalare una questione che incide sull'attività dei nostri lavori. Faccio presente che con l'ultimazione dell'orario di servizio dei funzionari comunali la porta del comune risulta in questo momento chiusa e quindi sarebbe opportuno che quantomeno vi fosse un cartello che renda conoscibile all'esterno il fatto che c'è in corso il Consiglio Comunale e che chiunque voglia, suonando il campanello, possa accedervi, perché diversamente il cittadino che volesse intervenire ai nostri lavori si vedrebbe indotto a credere che il Consiglio Comunale sia già finito, ed è opportuno che questo non avvenga. Grazie. Sì, grazie a lei consigliere. Altri, sempre per dichiarazione di voto? Prego. Sì, anch'io volevo intervenire perché il dibattito che si è creato su questa questione non mi lascia soddisfatto, nel senso che credo che la questione delle valli del Natisone e della minoranza slovena, proprio quest'anno che ricorre il 150° anniversario della nascita di Ivan Trinko, che è stato uno dei primi antropologi ad accorgersi del valore della cultura popolare, del valore del rito, dei racconti, dei nonni, dell'utilizzo del territorio in maniera culturalmente, diciamo così, bassa dal punto di vista della nostra cultura classica, ma in realtà che ha un grandissimo valore che ci accomuna a tutti i popoli del mondo. E quindi ridurre una discussione soltanto sul piano politico non rende giustizia a queste valli, non rende giustizia al Novi Mataiur, che ha contribuito in forma veramente importante a mantenere vive quelle tradizioni, tipo per esempio il carnevale di ogni piccolo paese delle valli, diverso e importante come rito agrario, come rito civile di paese, di comunità, e veramente sono situazioni che vengono studiate addirittura a livello mondiale. Citava prima il giapponese povero della Prima Guerra Mondiale, Batocletti. In realtà i giapponesi sono venuti, gli antropologi giapponesi, gli etnomusicologi sono venuti a registrare le musiche della Varresia perché hanno un valore inestimabile prima che vadano a scomparire, e questo merito lo dobbiamo proprio a queste persone che vivono il territorio con una sensibilità che non è soltanto politica ma è culturale in primis, e quindi è questo secondo me la direzione che deve prendere
questa mozione, questo discorso e deve avere il voto unanime di Cividale, perché noi dobbiamo capire che il nostro territorio ha un valore che va oltre il nostro piccolo giudizio di parte. Grazie. Grazie consigliere. Altri per dichiarazione di voto? Non ci sono, quindi pongo in votazione la mozione così come presentata dai proponenti e della quale ho dato lettura poco fa. Favorevoli? 2, 4, 6, 7. Contrari? Nessuno. Astenuti?